Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Iniziamo la riunione di oggi con buoni 4 anni, sono 5 al via dopo il ritiro del numero 6, 1 Actaro P, 2 Asnaur Dei Room, 3 Aston Bar, 4 Andreas Priest e 5 Azimuth Griff. Stacco della macchina, veloci, Asnaur Dei Room su Aston Bar, ma veloce all'esterno anche Andreas Priest che cerca di convergere. Alla fine la manovra riesce ad Andrea Farolfi, quindi sfonda con la femmina sull'errore di Asnaur Dei Numero Room. 2 Asnaur Dei Room squalificato. Aston Bar ora è in seconda posizione, vediamo se andrà a chiedere strada. Sembra proprio di sì. E la condiscendente Andreas Priest la lascia sfilare. Al terzo posto è Actaro P davanti ad Azimuth Griff. Con tutta la gradualità del caso, Alessandro Gocciadoro porta in vantaggio il figlio di Ready Cash dopo 400 metri in 30 tondi tondi. Andreas Priest nella sua scia davanti a Actaro P e Azimuth Griff. Quartetto in fila indiana, ritmo ora più blando, arriviamo ai 600 in 45,9. Passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Aston Bar davanti a Andreas Priest, Actaro P, Azimuth Griff, frazione qui davanti alle tribune in 15,1, viene fuori un primo giro in 1,1. Accenna a mettere la testa di fuori Azimuth Griff all'imbocco della penultima curva, ora viene di fuori con più decisione Roberto Vecchione col figlio di Loviu e avanza al largo, intanto il primo chilometro se ne va in 1,16,2, avanza Azimuth Griff, sempre Andrea Spritz, seconda alla corda davanti Actaro P. Viene leggermente sollecitato Aston Bar per accelerare il ritmo, visto la presenza all'esterno dell'avversario, retta di là percorsi in 14,7, Azimuth Griff ancora tonico all'esterno su Andrea Spritz che ha perso qualche battuta, poi Actaro P, ora si va svelti, sempre in vantaggio Aston Bar su Azimuth Griff al largo, ultima curva passata in 14,4, retta d'arrivo, allunga Aston Bar, Andrea Spritz che si è ripresa, si butta di dentro, ultimi 100 metri, Andrea Spritz va a insidiare il battistrada, ma alla fine Aston Bar si difende su Andrea Spritz, Azimuth Griff e Actaro P. 28,4 gli ultimi 400 metri, 14 secco, la retta d'arrivo per l'ennesima vittoria di Aston Bar, il figlio di Ready Cash, con Alessandro Gocciadoro che viene a vincere da favorito in percorso di testa. Ottimo il secondo posto di Andreas Priest che aveva leggermente perso qualche battuta sull'ultima curva, poi si è ripresa molto bene. Vediamo la femmina insidiare il battistrada che però è ancora in controllo. Coglie comunque un ottimo secondo posto davanti a un altrettanto valido Azimuth Griff.